essere più precisi, perché penso che qualcosa abbiamo creato, abbiamo sicuramente da rivedere i primi 20 minuti l'approccio alla partita, però per come siamo messi, per quello che abbiamo fatto sicuramente meritavamo qualcosa in più e penso che adesso è inutile stare qua a dire passare o non passare, bisogna recuperare le energie, abbiamo 10 giocatori e sarebbe follia pensare in questo momento e la priorità in questo momento è recuperare i giocatori, perché passare dove si va se passiamo e non abbiamo giocatori? Siamo 10 giocatori contati, abbiamo preso pure in questo momento anche Politano e vediamo, penso che il rammarico c'è, perché questa partita secondo me, se andiamo a vedere bene, il risultato di 2-0 è molto molto bugiardo. Senta Gattuso, tornando ai primi 20 minuti a cui lei faceva riferimento, lei ieri in conferenza stampa ai nostri microfoni si era speso in maniera chiara sulle caratteristiche del Granada, squadra che difende con molto ordine, aggressivi, pronti a ripartire, verticale, pronti via. È successo questo. È veramente una questione solo di approccio, mentalità, fato, destino? No, non c'è no, nel calcio non c'è destino, non c'è nessun fatto, non c'è nessun destino. Sono errori, loro hanno impostato la partita sicuramente sulla nostra sinistra, andavano a cercare la loro fisicità, volevano che Maksimovic rompeva sempre per andare a saltare e si buttavano sistematicamente due giocatori in quella zona là e siamo stati dei polli, abbiamo dato due o tre volte non delle buone coperture e l'abbiamo pagata a caro prezzo. Senta, le chiedo un giudizio sulla prova di Osimhen che era molto atteso. Ragazzi, Osimhen, l'ho detto già, Osimhen 93 giorni non sono pochi, è stato fermo, ha avuto un problema alla spalla, gioca ancora con una fasciatura perché ancora non è al 100% ma penso che non è solo un problema di Osimhen, è un problema che Osimhen deve trovare la continuità, la brillantezza per riuscire ad esprimere il suo gioco, perché sappiamo tutte le sue caratteristiche, in questo momento non ha tante pause, non riesce a scattare con grande continuità, questo lo sappiamo, vediamo, abbiamo anche i dati, abbiamo i numeri e lo sappiamo, deve migliorare su questo aspetto, ma non è solo il problema di Osimhen, è un problema anche oggi, secondo me potevamo fargli male, siamo stati imprecisi, potevamo fare un qualcosa in più, però io lo spirito l'ho visto, non ho visto una squadra che è venuta qua e non ci ha provato, anzi ha fatto quello che è il massimo che poteva fare secondo me. Studio. Marani, sì, Gattuso secondo me, buonasera, secondo me manca un Gattuso in campo, nel senso in questa squadra qui manca una forte radicata leadership, le do un numero che citavo prima, 12 volte il Napoli è andato sotto, solo 3 volte è riuscito a rimontare in questa stagione, vedo una fatica della squadra nel momento caldo, nel momento difficile a prendersi il coraggio. Ci sta quello che dici, ci deprimiamo, dopo forse stiamo sempre là a pensare all'errore, io penso che in questo momento, lo dicevo anche ad Elmas che è un ragazzo giovane che ha grande margine di miglioramento, ha sbagliato 2 o 3 volte e si deprime, nel calcio si può sbagliare, l'importante è mettere da parte l'errore e continuare, penso che noi tante volte stiamo là a rimarcare sullo stato d'animo a rimarcare l'errore, penso che questo è un qualcosa che ci portiamo dietro con tanti giocatori, penso che è un qualcosa che si può migliorare e si deve migliorare sicuramente. Bergomi. Ciao Rino, farti delle domande è difficile, no? Con tutte queste assenze, con tutta questa situazione che state vivendo, ma volevo capire da te, l'ho fatta anche prima a Fabian Ruiz, allora prima di tutto mi ha detto che lui ci crede e questo è importante. Se capire che questa reazione nervosa che avete avuto, io ero a Napoli contro la Juventus, avete fatto una grande partita e quindi se invece le partite dopo, no, che avete alternato anche in stagione, è più una questione fisica, una questione mentale, perché la reazione ce l'avete, poi dopo magari ricadete ancora nei vostri errori, che possono essere, come hai detto tu, quelle di essere un po' imprecisi o di non avere un approccio alla partita ottimale. Non si può parlare di condizione fisica perché se una squadra non sta bene fisicamente non tiene il secondo tempo nella metà campo avversaria il Granada, perché se avete visto la partita il secondo tempo il Granada non ha fatto nulla, siamo stati là, abbiamo macinato il gioco, abbiamo creato e non è quello, devi vedere anche come prendi i gol, dopo sei meglio di me che quando vai sotto di 2 gol la reazione c'è, ma penso che in questo momento non è una condizione fisica. Anzi,
senza cambi, senza niente. La squadra, Fabio Arruzzi oggi per esempio è durato 90 minuti, ha fatto quello che doveva fare, la squadra ha macinato il gioco e secondo me non è una condizione fisica, è una condizione che quando prendi 2 gol in quel momento là vai un po' in difficoltà, prendi dei gol che prima non li prendevamo, ultimamente li stiamo prendendo spesso in fotocopia e penso che in questo momento, specialmente quando vieni in Europa, devi mettere un po' di più attenzione. E salutarla, Gattuso ci aiuta a capire, non tanto a noi, per i tifosi del Napoli, quanti giocatori e chi in particolare ha speranza di recuperare per la gara di ritorno? Non lo so, domani faremo la conta, posso solo assicurare che non è facile, è molto molto difficile, è una situazione, è per questo che ho detto, noi oggi in questo momento la priorità non dobbiamo pensare a domenica chi mettere in campo, fare la conta e dopo provarci, ma se non si recuperano i giocatori è difficile, ragazzi. Io non so se ci mancano 11 giocatori. Napolitano cosa ha fatto? C'ha male al costato e non riesce a respirare bene, fa fatica a correre, fa fatica, non abbiamo 10 giocatori, capite che diventa molto molto difficile, però è inutile stare qua a piangere perché non serve a nulla e bisogna trovare le soluzioni. Buon lavoro, in bocca al lupo. Crepi, arrivederci. Grazie Rino. Crepi, arrivederci. Grazie Rino. Crepi, arrivederci. Grazie Rino. Crepi, arrivederci. Grazie Rino. Crepi. Quei primi 20 minuti del periodo sono stati veramente da incubo per come sono andate le cose. Come l'hai vista dalla tua parte? Cioè, quei gol, forse si poteva fare di più, forse si doveva fare di più. No, sicuramente erano 2 gol evitabili, con un po' più di attenzione. Siamo partiti non benissimo, questo sicuramente, e poi però abbiamo provato a giocare, a fare il nostro gioco, non siamo stati troppo pericolosi. Niente, dovevamo evitare, sapevamo che loro sono forti nei contropiedi, potevamo evitare magari un qualche preventivo fatta meglio, però penso che la qualificazione sia ancora aperta e daremo tutto il ritorno per provare a qualificarci. Traduzione, per favore. Los primeros 20-30 minutos fueron una auténtica pesadilla, como las costumbres, porque se podía o se tenía que hacer más. Los goles se podían evitar con mayor atención, hemos empezado no muy bien, luego hemos intentado jugar, pero no hemos estado demasiado peligrosos. Sabíamos que Granada era un equipo fuerte, sobre todo en contragolpe, pero pensamos que todavía está todo abierto y hay posibilidades para la venta. Napoli Magazine, Pietrassuolo per Meretta. Ancora? Sì, buonasera, volevo chiedere ad Alex se nonostante gli infortuni è ancora ottimista per la gara di ritorno. È vero che ci sono grandi difficoltà, è un momento particolare, però adesso serve fare gruppo, no, per reagire. Sì, sicuramente, come ho detto prima, per me la preparazione è ancora aperta. Sappiamo quanto valiamo, sappiamo che possiamo battere questa squadra e qualificarci. Ovviamente ci mancano tanti giocatori, ma non deve essere un abiti. Quelli che entrano in campo sanno quello che devono fare, siamo tutti giocatori di valore e quindi niente, come ho detto prima, abbiamo cercato di evitare quelle disattenzioni che abbiamo fatto oggi e essere più cattivi e pericolosi davanti. Traduzione, Alex intanto puoi andare, grazie. De las bajas, si es optimista para la vuelta, pues es difícil, pero tenemos que hacer de todo para la vuelta y podemos hacerlo. Está todo abierto todavía, sabemos lo que valemos y podemos ganar a este equipo, aunque tenemos muchas bajas y esto no tiene que ser una excusa. Somos jugadores que valemos mucho, hay que evitar la falta de atención y podemos recuperar para la vuelta. Gazzetta per Mister Gattuso. Lui dice giustamente prima sentivo a Sky che fisicamente la squadra pega perché non stanno lì il problema, no? Cioè, comunque troppo posto, nel finale. No, di fatto, se no non stavi là. Partendo da questo, cioè, tanto si sentiva urlare, cioè, una partita
in mezzo ai possibilmente stress, anche poi praticamente poi per verticalizzare fino a troppo bisogna verticalizzare. Se uno vede le partite non bisogna anche attaccare. Se andiamo a vedere bene, il primo tempo l'unico che ha attaccato alla profondità è stato Lorenzo Insigne, poi 3 volte, e un attacco alla profondità è stato fatto di Hermes. Dopo, se non si attacca alla profondità si fa fatica. In questo momento penso che Osimhen ci sta mancando per questo, il fatto di dare continuità e attacco alla profondità, perché un giocatore che deve scattare continuamente ha la possibilità di scattare. Lo sappiamo che in questo momento non è in grandissime condizioni, ci sta venendo a mancare. Però la partita bisogna leggerla bene, perché i primi 20 minuti, loro il primo tempo hanno fatto solo una cosa, andavano a giocare sulla sinistra, palle lunghe, per far uscire un po' Maximo, decide di creare una doppia profondità. Abbiamo preso il primo gol così, il secondo gol uguale, cambio gioco dall'altra parte, ma per il secondo gol. È una squadra che ci ha messo in grandissima difficoltà, abbiamo fatto tutto noi, potevamo essere sicuramente più precisi perché abbiamo avuto le occasioni per poterla sicuramente, ripeto, in questo momento ci stanno mancando tanti giocatori. Se per voi è normale venire qua, devo parlare di qualificazione, dove si va se non si recuperano i giocatori? Ci mancano 11 giocatori, abbiamo 10 giocatori contati, non si possono fare i cambi, devi stare là a Fabio Ruiz oggi dopo 60 minuti ne ha fatti 90, capite che diventa tutto difficile, e penso che in questo momento bisogna sperare di recuperare gente, perché la vedo molto difficile andare avanti così. Soluzione? Pues a nivel físico, pues evidentemente se ha notado la dificultad y el cansancio al verticalizar, se notaba la falta de jugadores, sobre todo en ataque. Por supuesto hay que verticalizar, pero también hay que ser fuerte en ataque. Insigne ha atacado al principio, Hermes también, pero no ha habido ataque en profundidad y seguramente se note la falta de forma física de Osimhen, que está en su máxima forma, y eso por supuesto influye en el partido, en el primer tiempo, en el segundo primer tiempo, los goles que hemos encajado. Sí, el Granada es un equipo difícil, pero digamos que parte de la culpa también la tenemos nosotros. Tendríamos que haber sido más precisos y buscar más ocasiones para marcar goles. Lo que está claro es que nos faltan muchos jugadores, nos faltan 11 jugadores. Entonces, sin la posibilidad de hacer cambios y sin poder también dejar que se recuperen los jugadores, sobre todo en el centro, pues está claro que las dificultades son muchas. Fran Rodriguez e poi Titti in Prota. C'è Rodriguez? Allora, andiamo con Titti in Prota. C'è in Prota? Eccoci qua, buonasera Gattuso, se ci può spiegare cosa è accaduto a Politano. Grazie. Politano ha avuto un problema al costato anche 2 giorni fa, stava bene, ha preso una botta quando stavamo facendo il riscaldamento, stavamo facendo un gioco di posizione, stretti i denti, e adesso fino al primo tempo non ce la faceva, abbiamo provato a fargli l'infermatore, ma abbiamo preferito lasciarlo dentro. Sicuramente è da valutare, ma penso che avrà dei problemi, faccia fatica a respirare. Traduzione, poi Luigi Giordano. ¿Qué le ha pasado a Politano? Pues tuvo un problema en el costado hace 2 días mientras estábamos calentando, recibió un golpe y ahora pues a final del primer tiempo ya no podía más, vimos suministrando un analgésico, pero ya estaba regular, así que seguramente pues habrá que evaluar su condición física porque le cuesta mucho respirar. Luigi Giordano c'è? Sì, buonasera mister. Le volevo chiedere, il Granada ha la seconda peggiore difesa della Liga, come mai l'unico tiro in porta nello specchio è arrivato al minuto 86? Questo fa il paio anche con la Juventus dove Szczesny non fece una parata. Grazie. Perché in questo momento stiamo facendo fatica, penso che anche oggi siamo arrivati facilmente arrivavamo negli ultimi 20-25 metri, e stiamo facendo fatica a verticalizzare, a trovare combinazioni che possono mettere in difficoltà gli avversari. Ripeto,
siamo in emergenza e stiamo pagando tutto questo. Traduzione per le ultime due, Petraczuolo e Francisco Garcia. El Granada tiene la segunda peor defensa de la liga, que ha pasado en el minuto 86, ¿no? Casi lo mismo que pasó con la Juve. Pues ha pasado porque estamos cansados y nos cuesta verticalizar y nos cuesta poner más en dificultad a los rivales, que estamos en emergencia, lo devo dire. Petraczuolo. Sì, eccomi. Rino, volevo chiederti una curiosità. Abbiamo detto delle difficoltà che ci sono state ovviamente per gli assenti, ma per quanto riguarda anche la direzione arbitrale, io ho faticato a capire l'ammonizione a Di Lorenzo. Tu forse eri più vicino, riesci a darmi una spiegazione logica? Mi era data spiegazione, ho visto, Guardarina ha visto che ha messo una mano in faccia e l'ha ammonito per questo. Anche io ho chiesto spiegazioni per l'ammonizione di Di Lorenzo e mi ha detto che Guardarina ha visto una mano in faccia al giocatore per sé. Traduzione poi l'ultima, Francisco Garcia. Aparte de la dificultad por la baja, en cuanto a los árbitros, ¿me puede explicar la amonestación de Di Lorenzo? Sí, yo también le pedí explicación y el Linier, por lo visto, dio una mano en la cara del rival. Francisco García. Buonasera, Gennaro. El Granada, decía usted que no era excusa las bajas en su equipo. ¿Ha sido el resultado parte culpa de ello, pero también por el buen juego que ha hecho el Granada en el día de hoy? Gracias. Lo spieghi bene, non ho capito. Lei ha detto che di sicuro le difficoltà erano da infortuni, però che abbia vinto il Granada è stato anche per merito del gioco. Ma sicuramente, che se no stiamo qua a parlare del nulla. Il Granada ha fatto quello che doveva fare, sapevamo bene le caratteristiche, sappiamo bene le caratteristiche del Granada quali sono, fatta la parte che doveva fare. Penso che il risultato di 2-0, per quello che si è visto, poteva finire in maniera diversa. Penso che il 2-1 era il risultato più corretto. Non ho detto, non voglio che esca questo, che il Granada ha vinto perché ci mancano i giocatori. Granada lo sappiamo bene che caratteristiche ha, è una squadra che gioca un gioco verticale, una squadra che gioca tantissimo sulle seconde palle, una squadra atipica spagnola che fa tutto quello che deve fare, lo fa in maniera, tutto quello che prova lo fa in maniera eccezionale. Sapevamo le difficoltà, ripeto, merito per quello che hanno fatto, ma sicuramente noi potevamo fare qualcosa in più, abbiamo provato a fare, non è bastato, ma se andiamo a vedere qualcosina, penso che non è stata una prestazione da buttare via, per come ci siamo arrivati, anzi, qualcosina l'abbiamo fatta anche noi. Traduzione e poi andiamo. Por supuesto, no quiero que pase el Granada ha ganado a causa de nuestras bajas. Por supuesto que no, el Granada ha jugado muy bien, nosotros sabíamos sus características, en un equipo que juega muy bien verticalizando, es un equipo atípico español, lo que hace muy bien. Lo que sí, el 2-0 está bien como resultado, pero podría haber sido quizá más correcto un 2-1. Por supuesto, vuelvo a repetir que nosotros podríamos haber hecho algo más, no creo que hayamos hecho un mal trabajo, algo bueno hemos hecho, pero por supuesto que Granada ha jugado también muy bien. Grazie, buonanotte. Grazie, buonanotte.